mi fido. Nair mi ha detto che sono proprio legato in filo. Quindi siamo tutti legati. Allora facciamo, ecco, allora le opere che verranno. Ecco, mostratele, salite pure, mostrate. Allora, Remo Tesolin, Dannone Veneto. Nato come Domini. Pianone, a cavallo. A cavallo. Nato a cavallo, proprio. Non è facile. Allora, qua leggo dalla sua scheda che dopo esperienze musicali ha raccolto l'eredità di uno zio pittore, adesso dipinge, usa una straordinaria varietà di stili, materiali e soggetti. La sua pittura è paragonata ad un fiume in piena. Così. Meso qua, io non ho scritto niente. La cui corrente porta con sé fecondi stimoli di culture americane, europee, da Pollock a De Kooning, da Picasso a Pasolini. Usa tecniche miste. A Venezia ha trascorso gran parte della sua formazione artistica, città alla quale rende omaggio con una recente produzione titolata Pensieri Muranesi. Conferma tutto? Tutto vero? Allora, le opere sono queste qui. Allora, vediamo quella di Piero è questa qui, confermo, sono materiali vari, e la seconda è quella di Remo Tesolini. Allora, facciamo l'estrazione con la bambina. Si chiama? Come ti chiami? Maddalena. Un applauso a Maddalena. Quanto ti hanno pagato per l'estrazione? Maddalena. Quanto ti hanno pagato? Quindi voi avete un numero che vi è stato dato entrando? Bene, andate a controllarlo, non l'avete perso, non è quello del cappotto. Allora, questo te fa confusione. Proprio il blocchetto della sagra, questo, no? Sì. Il numero è? Decidiamo qua. Bravo. Cosa facciamo? Maddalena, decidi per primo? Quale estraiamo? Prima? Quello di Remo Tesolini. Bene, allora il numero si aggiudica l'opera d'arte di Remo Tesolini, che è un'opera dal titolo La maternità. La maternità, un'opera importante. Quanto va? L'opera non ha valore. Vedete voi che dubitavate? Voi subito pensate. Lo fa poi Sky, no? Solamente si diventa artisti per altri motivi. È meglio che me lo tenga io. Sì, come sempre. L'opera assolutamente non ha un valore economico, di denaro, eccetera. È da sperare che abbia un valore artistico, emozionale, che possa rappresentare qualche cosa. Questo è l'intento dell'autore, dell'artista in sostanza, no? E quindi vanno bene tutte le battute, quanto vale, quanto non vale. Certamente che magari anche l'artista spera che abbia un valore economico domani dicendo, no? Però primariamente e sostanzialmente il valore dell'opera sta nel suo contenuto, nel suo significato, nella sua capacità di farsi intendere, di farsi capire ed eventualmente di comunicare. Questo è il valore. Non è poco, eventualmente. È il grande valore soprattutto dell'arte deve essere questo. Allora, dell'arte della cornice. Allora dobbiamo dire il nome, allora il nome non lo sappiamo, non il nome. Diciamo il numero, quindi qua si va in base ai posti. Allora, se l'estratto ha quel numero e non vi piace l'opera, non spostatevi di colpo al posto vicino, facciamo brutta figura. Allora il numero è il numero 52. Contate, leggete chi ha non scambiatevi. Eccolo là, l'applauso, sgorga, spontaneo. Allora vince l'opera di Remo Tesolini. Mi conoscete? Il nostro giovanotto. Vi conoscete? No. Ecco, bene. Bene, complimenti. Stefano vince l'opera di Remo Tesolini. Allora, quello è il controllo. C'è il controllo. Confermiamo anche con l'autore 52. Sì, 52. Che tocca ciò? Bene. Non può fare. Cioè, no, tocca. Grazie, la foto, abbiamo la foto, un attimo. Se c'è qualcuno che foto con l'artista. C'è la foto con l'artista. Com'è andata Stefano? Speravi meglio?
No, anche troppo. Va bene così. Mette la dritta, si picca la dritta, mi raccomando. Bene, quindi se Remo Tesolini verrà a trovarti, mi raccomando. Bene, grazie. Allora adesso estraiamo il secondo fortunato, l'opera di Piero De Martì. Il numero Numero 165. 165, chi è? 165 1. 165 2. Eccola là. Un'altra ragazza. Un altro, meno male che non vincono solo i pensionati, vedi? 165, però adesso abbiamo la controprova perché vogliamo no, 165, è giusto che fa la strada per niente, no? È giusto. Quindi uno legge male. 165 Presidente, controlliamo l'autore, controlla. Controlliamo. Bene. Il signor Michele, a lei l'opera e facciamo la foto con l'artista. Fotografo ufficiale. Vedi che con il filo prima o poi succede, questa è la cosa che temevo. È che se tiri si capotta, no? Sì, ma se capota lui, cioè, sì. Chissà quanto vale lui, più dell'opera vale. Lui vale più dell'opera. Ecco, l'artista vale più dell'opera, se si capota un artista. Siamo a piedi. Eh sì, vale. Grazie. Bene, grazie ancora a Remo e a Piero che gentilmente hanno concesso le loro opere. Grazie, ciao.